Tragedia a San Michele al Tagliamento, ultraleggero con a bordo 2 uomini di Porcia, precipita e a contatto con il suolo si incendia, un morto carbonizzato e un ferito grave. Tragedia nella notte a Bosco Chiesa Nuova nel Veronese, auto con 6 ragazzi a bordo finisce in una scarpata, muore la 18enne Lucia Corradi, gravissimi gli amici. Al Lido per la mostra del cinema il neo ministro dei beni culturali promette entro la fine del mio mandato mai più le grandi navi davanti a San Marco, abbiamo già perso troppo tempo. E intanto oggi la mostra ha vissuto l'occupazione del red carpet da parte di centinaia di attivisti e No Global per 7 ore riflettori puntati sul cambiamento climatico. Dal nord arriva quasi la metà del PIL, delle tasse, degli occupati e degli investimenti, dati che non corrispondono alla presenza di ministri nel nuovo governo. L'allarme della CGIA di Mestre, c'è il rischio che anche le richieste venete passino in secondo piano. Lunedì sera alle 21:15, puntata da non perdere a Ring, ospite il governatore Luca Zaia per parlare delle sfide del Veneto nei prossimi mesi, a partire dal braccio di ferro con il nuovo governo sull'autonomia. Si spacciavano per medici o funzionari INPS e derubavano gli anziani, 3 malviventi arrestati dai carabinieri, numerose vittime in tutto il Veneto. Ieri sera a Jesolo la finale di Miss Italia, incoronata Carolina Stramare, lombarda ma con origini nella Marca, e al terzo posto la padovana Sermi Fernando, una rivincita dopo gli insulti razzisti sui social. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli, in primo piano la tragedia che si è consumata nel pomeriggio a Bevazzana, località di San Michele al Tagliamento. Poco prima delle 15 un ultraleggero è precipitato al suolo in un campo di Gran Turco, incendiandosi dopo l'impatto. A bordo c'erano 2 passeggeri che provenivano da Porcia nel Pordenonese, nulla da fare purtroppo per uno di loro, morto carbonizzato, mentre il secondo uomo versa in gravissime condizioni. A dare l'allarme un turista tedesco che ha assistito al dramma. Sul posto i vigili del fuoco arrivati da Porto Gruaro e con l'elicottero Drago 81 hanno spento l'incendio. Il ferito è stato assistito dal personale del SUEM e trasferito in eliambulanza a Mestre. Sul posto anche i carabinieri che hanno subito avviato l'indagine per stabilire le cause del tragico incidente. E tragedia nella notte a Bosco Chiesa Nuova nel Veronese, un'auto con a bordo 6 ragazzi tra i 18 e i 20 anni è finita in una scarpata, a morire una 18enne, gli altri 5 sono rimasti feriti gravemente, sotto shock l'intera comunità. Avevano partecipato ad una festa nella Maiga Vigna, poi nella notte il rientro verso casa. L'auto con a bordo 6 giovani tra i 18 e i 20 anni è finita in una scarpata in località Tinazzo. A perdere la vita Lucia Corradi, 18 anni. 5 i feriti in condizioni serie, ricoverati in prognosi riservata negli ospedali di Verona, Borgo Roma, Borgo Trento e Villafranca di Verona. Il gruppo era in una Subaru Forester che per cause in corso di accertamento è uscita di strada, scivolando per diverse decine di metri lungo il pendio adiacente. Il veicolo, condotto da un 19enne, si è più volte rovesciato. I 4 ragazzi seduti dietro sono stati sbalzati fuori dalla vettura, fra loro la giovane che ha perso la vita. Sul posto sono giunte subito 5 ambulanze e l'elicottero del SUEM 118 proveniente da Brescia, abilitato ai voli notturni, e di vigili del fuoco. I ragazzi sono stati rintracciati dai soccorritori grazie all'utilizzo delle coordinate fornite dal loro smartphone. Lucia avrebbe compiuto 19 anni fra qualche giorno, nipote dell'assessore comunale di Bosco Chiesa Nuova. Sui social le parole commosse dalla SD Falchi Occhi del paese. Immensi cieli blu, piccola Falchetta. Sotto shock l'intera comunità che prega ora per i 5 giovani in ospedale, 3 dei quali in gravi condizioni. Al Lido di Venezia per la mostra del cinema il neo ministro ai beni culturali Dario Franceschini annuncia: entro la fine del mio mandato mai più grandi navi a Venezia. Intanto il red carpet viene occupato per 7 ore da centinaia di attivisti e No Global contro i cambiamenti climatici. Il tweet del neo ministro ai beni culturali Dario Franceschini poco dopo l'arrivo al Lido suggella una giornata che ha nell'ambiente il suo tema cardine. Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna grande nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del Ministero è solo il primo passo. Abbiamo perso troppo tempo e il mondo ci guarda incredulo. Il nuovo governo dunque riprende le file di quanto interrotto dall'esecutivo giallo-verde dopo l'incidente del 2 giugno a Venezia.
E la promessa giunge poco dopo la fine di una occupazione che non si vedeva da tempo. Almeno per oggi questo posto non parlerà di star, di vestitini da sera, di scollatura, di gossip, di motoscaffi, di un stroffino, ma parlerà dell'unica cosa veramente importante in questo momento, ed è un pianeta che brucia. Andiamo più avanti! Era iniziata così all'alba la giornata più particolare della mostra del cinema da molti anni a questa parte. Oltre 7 ore a occupare il red carpet dove solitamente sfilano stelle e stelline. Bisogna tornare al 68 e le proteste di allora per ritrovare un'azione così eclatante, ma questa volta non ci sono tensioni sociali in ballo. È la battaglia climatica. In poche ore centinaia di giovani si riversano nel luogo simbolo della mostra. Ci sono i giovani di Fridays for Future, i Non-Avi e i Notav, ma non solo. C'è gente che viene da Ende Gelände, Germania, Extinction Rebellion, Inghilterra, gente che viene da Praga, ci sono persone da tutta Europa, quasi da tutto il mondo per sostenere questa battaglia, per sostenere la battaglia climatica e la giustizia ambientale. Guardati a vista dalle forze dell'ordine. I giovani che sostano da giorni al Climate Camp avevano annunciato la marcia del pomeriggio, ma non il blitz del red carpet. La scelta è chiara. Usare i riflettori internazionali per lanciare un messaggio preciso. Non c'è più tempo. La mostra del cinema sembra l'orchestrina del Titanic che suona mentre la nave affonda. Noi siamo qua per interrompere l'orchestrina e per dire a tutti i passeggeri che la nave sta andando contro un iceberg. Le ore passano, i ragazzi restano, sotto gli occhi anche dei tanti appassionati della mostra, e con la benedizione di Mick Jagger, che poco dopo il suo sbarco al Lido commenta. I'm glad they're doing that because they're the ones that are going to inherit the planet, and we're in a very difficult situation at the moment, and I'm glad that people feel so strongly about it they want to protest anywhere, whether it's a red carpet or in another place. So yeah, I'm absolutely behind that. Alle 14 l'occupazione finisce, per evitare, sottolineano i manifestanti, qualunque scontro con le forze dell'ordine. I No Global se ne vanno soddisfatti per l'attenzione, ma anche delusi, scrivono in una nota, della mancanza di risposte da parte della Biennale. Intanto gli attivisti della Gramigna hanno occupato con un blitz notturno l'ex torrefazione Vescovi alla rotatoria all'inizio di via Vicenza a Padova. Subito in città scoppiano le polemiche tra minoranza e sindaco. Il centro popolare occupato Gramigna torna a farsi vivo in città con una clamorosa iniziativa. Gli attivisti hanno occupato lo stabile che fino a qualche anno fa era la sede della torrefazione Vescovi all'inizio di via Vicenza. Un gruppo di giovani è entrato nell'edificio dando il via alle pulizie e organizzando già i primi appuntamenti per questi giorni. L'annuncio dell'occupazione è stato dato tramite un lungo post su Facebook nel quale il Gramigna spiega i motivi di questa azione. La novità ha subito fatto il giro del salotto buono padovano e le prime reazioni non si sono fatte attendere. Questa mattina abbastanza presto mi hanno chiamato alcuni commercianti e residenti della zona allarmati di quanto stavano vedendo, quindi io sono corsa lì, ho visto appunto gli striscioni, perché uno era già su e uno quello rosso lo stavano mettendo ora, e tutti sono allarmati per quanto appunto è un edificio storico che insomma in mezzo a case, vicino a un albergo, quindi sono tutti molto allarmati per quello che può accadere. Purtroppo a Padova si sta verificando abbastanza spesso che alcune persone indebitamente occupino edifici abusivamente, edifici sfitti, edifici vuoti. Ecco, questo non si può accettare, perché la sicurezza di una città e dei suoi cittadini passa soprattutto attraverso il rispetto delle regole e della legalità. Immediata anche la presa di posizione del sindaco Sergio Giordani, che sottolinea come Padova sia una città aperta ma rispettosa delle regole. Io, dice il sindaco, sono per la legalità e questa azione non mi piace. Si tratta di un immobile privato, avverte però il primo cittadino, sul quale il comune non ha nessuna potestà. Giordani auspica quindi che i proprietari dello stabile si attivino quanto prima e offre loro la collaborazione dell'amministrazione pubblica. Sulle polemiche di Sponda Lega chiosa affermando che, queste le sue parole, ritiene offendano l'intelligenza di padovani con noiose e continue strumentalizzazioni. Dal nord arriva quasi la metà del PIL, delle tasse, degli occupati e degli investimenti italiani, dati che non corrispondono però alla presenza di ministri nel nuovo governo. A lanciare l'allarme è la CGIA di Mestre, c'è il rischio che anche le richieste venete passino in secondo piano.
Non si può non mettere in evidenza il rischio concreto che il profondo nord finisca ai margini dell'azione del nuovo governo Conte. A lanciare l'allarme è il coordinatore dell'ufficio studi CGA di Mestre, Paolo Zabeo. Ovviamente qualsiasi giudizio è prematuro, ma non si può neanche non rilevare come le ultime nomine ministeriali siano poco rappresentative proprio di quel territorio che esprime un peso economico e occupazionale estremamente significativo per la stabilità e la crescita del paese. Al di là della presenza di un ministro dei 5 Stelle bellunese, un ministro D'Incà, in generale possiamo dire che tutto il nord è stato fortemente penalizzato. Ovviamente insomma, è presto ancora per dirlo, bisognerà capirlo, lo capiremo dalle misure concrete che questo esecutivo prenderà nei confronti delle tante richieste che in qualche modo sono sollevate dal nord, in particolar modo dalla riduzione delle tasse, dagli investimenti e soprattutto dalle infrastrutture e dall'autonomia. Le categorie produttive venete intanto attendono il governo alla prova dei fatti. Mario Pozza, presidente regionale di Unioncamere, riconosce nei ministri del nuovo esecutivo la presenza di una forte professionalità, ma poi occorrono gli atti pratici. Che ci sia una politica seria, insomma, che quando si decide una cosa la si faccia e la si porti a termine, perché le imprese hanno bisogno di stabilità, hanno bisogno di chiarezza e se non c'è stabilità e chiarezza ovviamente non ci sono investimenti e non ci sono investitori esteri che vengono ad investire nel nostro paese. Se il rischio è che le istanze venete passino in secondo piano, è anche però vero che la nostra regione non ha quasi mai spiccato per presenze di peso nei governi della Repubblica. Così che è una caratteristica ormai storica, diciamo così, che la rappresentanza nei governi di politici veneti è sempre stata molto contenuta. In parte si era compensato con l'ultimo esecutivo, ma è evidente che con pochi mesi a disposizione si è potuto fare molto poco. E del nuovo governo, ma soprattutto delle sfide che nei prossimi mesi attendono il Veneto, a partire proprio dalla partita e dal braccio di ferro con il nuovo esecutivo per l'autonomia, si parlerà lunedì sera, in prima serata, a partire dalle 21:15, in una puntata da non perdere a Ring. Ospite infatti il governatore del Veneto Luca Zaia, con lui si parlerà non solo di autonomia ma anche di grandi opere, di sanità, senza dimenticare la partita delle elezioni regionali del 2020. Dunque appuntamento lunedì dalle 21:15 con Ring, naturalmente su Antenna 3. I carabinieri, siamo alla cronaca, hanno sgominato una banda specializzata nei furti in casa ai danni di anziani. Si fingevano medici o funzionari dell'INPS per svuotare cassetti e portafogli. Si fingevano medici per carpire la fiducia degli anziani, oppure funzionari dell'INPS, dipendenti di una società di servizi pubblici o ancora operatori di non meglio specificate compagnie. Ma il loro obiettivo era uno e uno soltanto: arraffare banconote, svuotare cassetti, portar via soldi e monili. E c'erano pure riusciti per un lungo periodo di tempo, però alla fine sono stati identificati dai carabinieri. I militari della compagnia di Este hanno dato esecuzione a 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere ai danni di altrettanti componenti di una banda specializzata nel più odioso dei furti, quello ai danni di anziani soli. I ladri si presentavano alla porta delle vittime spacciandosi per medici, operatori e funzionari, poi entravano in azione. Nella lista dei colpi, tutti messi a segno fra il Padovano, la provincia di Rovigo e l'area berica, anche una persona di 95 anni, ultranovantenni invalidi e tanti altri anziani. Le indagini, partite un anno fa, avevano già consentito ai carabinieri di arrestare 2 componenti della banda anche per fatti di droga. Poi sono stati scoperti altri reati commessi fra il gennaio e l'aprile di quest'anno. Complessivamente sono stati rubati 60.000 euro, 36.000 dei quali in un solo colpo in casa di una donna anziana, più un volume di monili e gioielli ancora da valutare. La magistratura ha diffuso le foto dei componenti della banda in modo da farli riconoscere a persone che potrebbero essere finite nel mirino di questi ladri senza scrupoli. Gli arresti sono stati resi possibili proprio dalle testimonianze delle vittime, che hanno riconosciuto i ladri nelle foto segnaletiche e la Ford Focus utilizzata dalla banda durante i raggiri. Dai carabinieri arriva invece un monito: chiunque ritenga di essere oggetto di un tentativo di truffa o furto contatti immediatamente il proprio intervento al 112, perché farsi raggirare da una finta divisa o da un tesserino di riconoscimento contraffatto può capitare davvero a tutti.
Tragedia in mattinata alla Carpenteria 2P di Montecchio Maggiore. Uno dei titolari, un 45enne residente a Brendola, accusa un malore mentre sta seguendo alcune lavorazioni e si accascia a terra per un infarto. Gli operai che erano con lui hanno immediatamente avvisato i soccorsi. Sul posto è giunto il personale del SUEM che ha cercato di rianimare l'uomo nel tentativo purtroppo risultato vano di salvargli la vita. Sul posto anche i tecnici dello SPISAL per eseguire un sopralluogo e i carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore. Per lui Paolo Fabrello, cinquantenne, nato a Tiene ma residente a Carré, la superstrada pedemontana è già operativa e come, anzi di fatto Fabrello ha personalmente inaugurato l'opera e a modo suo ne è stato il primo cliente, solo che i carabinieri impietosi lo hanno arrestato. Sentite che cosa è accaduto. Per lui Paolo Fabrello, cinquantenne, nato a Tiene ma residente a Carré, la superstrada pedemontana è già operativa e come, anzi di fatto Fabrello ha personalmente inaugurato l'opera e a suo modo ne è stato il primo cliente, solo che i carabinieri impietosi lo hanno arrestato. Certo su Google in futuro, quando si taglierà il nastro della grande opera, lui non sarà ricordato negli annali, ma per trovare le sue tracce bisognerà spulciare tra le indagini della Compagnia dell'Arma di Bassano. Perché lui la pedemontana la percorreva a piedi, di notte, anche per 8 chilometri in mezzo ai cantieri, per andare a lavorare. Solo che per alcuni casi all'attenzione degli investigatori il lavoro non era propriamente onesto, ma era quello di andare a rubare il fondo cassa di negozi e attività del Bassanese. Ci è voluto un'indagine complessa e molta attenzione infatti perché i carabinieri venissero a capo di una serie di furti che avevano colpito ad esempio il nuoto centro di Rosà, un bar attiguo o la pizzeria Canova. Obiettivo il fondo cassa appunto delle attività, monetine, ma se sommate facevano comunque un bel guadagno. Fabrello lasciava la moto nascostissima in riva al Brenta, tra l'altro con targa artefatta, e si muoveva lungo i cantieri della pedemontana a piedi di notte per non farsi notare. Per di più indossava anche 4 vestiti alla volta per apparire molto più grasso, qualora i carabinieri, come poi è avvenuto, avessero pensato a lui vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. In totale ora l'Arma sta cercando di capire se per un'altra dozzina di furti nella zona ci sia la sua mano. La pedemontana, ora, priva del suo primo cliente, dovrà aspettare la prossima inaugurazione per via ordinaria. Una sola notte di tregua e poi di nuovo a caccia di prede. I lupi la scorsa notte hanno attaccato di nuovo in Valbelluna, Pieve di Limana per la precisione, dove sono state azzannate mortalmente 2 pecore. Come ben si nota dalla documentazione fotografica che vi mostriamo, le bestie predate mostrano segni totalmente differenti rispetto allo stesso esemplare sbranato qualche giorno fa a Trichiana. Immagini che pongono una seria riflessione sugli esemplari di predatori che stanno scorazzando in sinistra Piave. È stato invece senza ombra di dubbio un lupo ad attaccare un gregge di pecore sempre la scorsa notte a Malgacciapela lungo la strada Ciamp d'Arei, Capanna Bill, 2 i capi letteralmente scarnificati. Restiamo nel Bellunese. Dai volontari del soccorso e aiuto sociale di Comelico Superiore arriva un progetto strutturato di assistenza sanitaria in montagna nei casi di gravi emergenze o di grandi eventi a supporto del SUEM. L'iniziativa presentata questa mattina a Tai di Cadore. È un progetto fulcro della catena di soccorso che nasce dal volontariato, motore della cultura delle emergenze. Si chiama PMA, acronimo di posto medico avanzato, presidio irrinunciabile per la selezione dei pazienti attraverso il triage, e nasce sulla scorta dell'esperienza maturata in occasione della tempesta Vaia e delle grandi nevicate delle passate stagioni. La presenza sul territorio vasto come il nostro e con 1000 problematiche che viviamo tutti i giorni, il valore del volontariato nel soccorso in ambulanza, ma pensiamo al soccorso alpino, ai vigili del fuoco volontario, il mondo del volontariato in sé legato al soccorso è una base importante. Non risolviamo noi, abbiamo bisogno dei sanitari, abbiamo bisogno del SUEM, però noi siamo un supporto utile. 260.000 euro per l'acquisto del materiale, quanto i volontari di SEAS Comelico Superiore hanno chiesto per la messa a punto del posto medico avanzato del Cadore alla Regione Veneto. Il posto medico avanzato fa parte del dispositivo di risposta alle grandi emergenze, agli incendi maggiori, che
la Regione prevede per ogni provincia, quindi in questo senso è perfettamente in linea con quella che è la programmazione regionale. Un apparato da affiancare a quello quotidianamente gestito dalla centrale 118 di Pieve di Cadore, ha detto il direttore del Dipartimento di Urgenza ed Emergenza dell'ULSS Dolomiti Giovanni Cipolotti. Certo, ora più che mai è necessario strutturare la grande famiglia del volontariato e la parola d'ordine è lavorare insieme, un concetto fisiologico per poter raggiungere gli standard richiesti. E su quanto sia fondamentale l'opera del volontariato in ambito sanitario lo dimostra l'intervento di domenica scorsa per l'incidente mortale accaduto alle porte di Belluno. Il caso ha voluto che noi stessimo partendo per un servizio da Auronzo, la nostra macchina in divisa, e ci siamo trovati lì, però saper immobilizzare un arto o a dare una mano agli infermieri e medici che sono intervenuti in maniera compiuta forse vale qualcosa di più di qualcuno che non lo sa fare. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di Miss Italia 2019 che ieri sera a Jesolo ha proclamato la sua reginetta. È Carolina Stramare di Pavia, ma originaria della Marca Trevigiana di Valdobbiadene per l'esattezza, ma il podio di Miss Italia parla veneto anche grazie alla terza classificata, la padovana Sevmi Fernando, nata da genitori dello Sri Lanka. Eccole le più belle d'Italia proclamate ieri sera nella finalissima di Jesolo del concorso di bellezza che compie 80 anni e che parla anche un po' veneto. Al centro Miss Italia 2019 Carolina Stramare, ventenne di Vigevano, anche se il suo cognome riporta alla Marca Trevigiana. Il nonno infatti ha vissuto a Valdobbiadene e qui Carolina ha ancora diversi parenti che ieri sera, dopo la vittoria, l'hanno chiamata per farle i complimenti. Io ho i nonni paterni veneti di Valdobbiadene. Mi dispiace perché nell'ultimo periodo non sono riuscita a farmi vedere, però loro ieri sera si sono fatti sentire, quindi un saluto. Carolina, che è arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Eleganza Lombardia, ricorda con orgoglio le sue origini venete e trevigiane. Io sono nata in Liguria, però ho origini venete, amo la terra veneta, amo il clima che si va a creare e ne è la conferma anche Jesolo. È ancora visibilmente emozionata per il titolo conquistato e sente la responsabilità di far arrivare a destinazione un messaggio chiaro. Dietro alla bellezza, dice, ci sono anche contenuti. Io credo che la bellezza non debba essere una sfortuna, assolutamente. Non dobbiamo essere accusate quasi di essere belle, perché a me è capitato tante volte che mi facessero pesare appunto questa mia estetica e io spero vivamente di dimostrarvi che c'è molto altro. Seconda classificata la siciliana Serena Petraglia, mentre sul terzo gradino del podio è salita la padovana Sevmi Fernando, 20 anni, italiana di seconda generazione, visto che i suoi genitori sono originari dello Sri Lanka, ma lei è nata e cresciuta da sempre a Villanova di Campo San Piero. Il suo nome è salito alla ribalta della cronaca nei giorni scorsi per gli attacchi razzisti sui social di cui è stata vittima. Questo terzo posto ora suona come una rivalsa nei confronti degli hater. La trovo una grandissima rivincita contro le persone che mi erano contro. Credo che giudicare le persone in base alla pelle o comunque aspetti estetici sia molto superficiale. Tutt'altro che superficiale invece Sevmi, che anche grazie al supporto delle colleghe aspiranti reginette è andata avanti nonostante tutto, sempre con il sorriso sulle labbra. Mi sento davvero bene, questo concorso ti fa sentire bene, ti diverte, ti dà un'esperienza unica, soprattutto per conoscere delle ragazze che sono fantastiche. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Non si placa il maltempo, quella di domenica 8 settembre sarà un'altra giornata all'insegna della pioggia. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni spiccatamente instabili con temporali sin dal mattino. Attenzione a fenomeni localmente anche forti, specie sul bellunese, sul trevigiano, sul padovano. Entro la serata comunque migliorerà un po' dappertutto.
Temperature in ulteriore calo, quasi autunnali, minime tra gli 11 e i 15 gradi, temperature massime oscillanti invece tra i 14 e i 19 gradi. Situazione identica sul Friuli Venezia Giulia, con piogge e rovesci anche forti un po' dappertutto e non si escludono anche locali grandinate. Temperature anche in questo caso in lieve calo, minime tra i 14 e i 16 gradi, massime invece tra i 16 e i 19 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, perché anche qui il maltempo sarà intenso con precipitazioni diffuse e anche di moderata intensità. Attenzione. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime tra i 15 e i 16 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.